Una ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici, siamo in diretta dalla fiera di formaggio e dintorni di Gemona, 21esima edizione, e siamo in Piazza del Ferro e vedete già di cosa stiamo parlando. Qui a dare il benvenuto ci sono mezzi agricoli che fanno parte della storia dell'agricoltura friulana. Là c'è un certo Martino che 2 giorni fa ha festeggiato il suo compleanno nel giorno appunto del festa del ringraziamento per eccellenza che proprio Telefriuli ha testimoniato ieri in Basilica con il deposito dei doni della terra da parte delle persone di Coldiretti. Ma da Martino andremo fra pochi istanti. Io vorrei iniziare con un sorridente Pividori che evidentemente racconta il suo sorriso smagliante di quanto soddisfatto è di una Gemona piacevolmente invasa. Tantissimo Daniele, guarda, intanto buongiorno a tutti. Soddisfazione enorme perché abbiamo tutti gli studenti che non hanno neanche abbastanza roba da mangiare più, no? E comunque tutti i volontari che ti ho già detto che hanno partecipato a questa grande manifestazione, e ringrazio ancora il nostro sindaco che comunque ha delegato persone che mi hanno dato una mano veramente a organizzare il tutto. Nella fase dell'inaugurazione dell'altro ieri è stata definita la fiera della ripartenza, un termine forse anche un po' inflazionato. E che ripartenza? Si fa altro che fatica a trovare parcheggio, no? Certo, ma non si pensava nemmeno noi, non ci siamo nemmeno organizzati abbastanza per una ripartenza così di questo genere. È stata veramente qualcosa di eccezionale e ringrazio tutti quelli che hanno collaborato a questa manifestazione e tutta la gente che è qua. Allora Revelant, ben ritrovato, dopo buon pomeriggio a lei, a te forse ci diamo del tu e continuiamo a darci del tu come al di fuori delle telecamere. Qui ha vinto l'associazionismo. Ma sì, è il valore veramente aggiunto di questa esperienza. Sono anni che lavoriamo per unire la comunità, per unire le borgate, per unire l'intero territorio, e quindi credo che questo sia il vero motivo del grande successo di questa iniziativa, che è nata anche perfino sopra le attese. Non so se si parla di record storico, ma comunque veramente abbiamo avuto un afflusso importantissimo, tant'è che veramente, come diceva il Presidente, siamo rimasti anche senza scorta, quindi è stato un bel segnale, ma soprattutto il segnale più bello arrivato dalla comunità. Ecco, il formaggio, abbiamo visto le 3 latterie, purtroppo ce ne sono in via di estinzione. È un modo per salvaguardare quello che è un prodotto tipicamente friulano. Ma sì, questa iniziativa nasce oltre 20 anni fa, 21 anni fa, dal consigliere Rossi. È stata un'iniziativa importante che allora insomma, cercava di mantenere viva quella che era l'esperienza dell'agricoltura, dell'allevamento e della cura del prodotto tipico locale, e ovviamente è stato valorizzato il formaggio. Tant'è vero che anche quest'anno nel concorso ha vinto la latteria Tornare di Campolesi, e quindi significa che insomma, c'è qualcuno che sa fare prodotti di qualità, e noi in Friuli Venezia Giulia ne abbiamo tanti di grande valore, e questa è l'iniziativa a livello regionale che ovviamente premia moltissimo questo prodotto, che è un prodotto di nicchia della nostra regione e che ha un valore veramente importante, anche a partire dal montaggio stesso, che è veramente un valore e una ricchezza per il Friuli Venezia Giulia. Ecco, dobbiamo dire che tra poco ci sarà l'asta delle forme di formaggio, no Sindaco? Sì, la prima, lo scorso anno l'abbiamo presa io e l'assessore Venturini, e quest'anno adesso combatteremo con altri per cercare di aggiudicarci un'altra buona forma di formaggio. Credo che sia un'iniziativa che ha anche un significato particolare, perché il ricavato sarà devoluto alla Casa di Riposo di Gemona per un'iniziativa e un investimento sulla stessa, quindi credo che sia ricca di significati, vuoi per la qualità dei prodotti, come dicevo, che è elevatissima, e vuoi anche per il significato del ricavato che lo diamo veramente ai nostri anziani, che sono i nostri avi e sono coloro che hanno costruito la nostra città.
Allora, magari il sindaco rimane ancora qualche minuto con noi. Io adesso vorrei andare da Martino, che è l'uomo di riferimento di Coldiretti, il portabandiera di chi di fatto Martino. Dov'è Martino? Ma perché ero convinto che lui fosse Perché Martino? abbiamo la barba bianca tutti e due. Ti ringrazio, ti devo un taglio perché mi hai salvato in corner e continuavo a chiamarlo Martino e lui Benedetto in maniera molto democratica, ma beh, mi chiamo Martino. Come si chiama per la cronaca? Non lo so. Alex, ecco, quindi abbiamo imparato un altro nome proprio di persona. Allora Martino, dicevamo di numeri importanti di questa 21ª fiera, perché? Ma finalmente intanto abbiamo ripreso dopo 2 anni di stop. 1 anno e mezzo, diciamo, l'anno scorso è stata abbastanza, è stata fatta una versione un po' ridotta dopo 1 anno completo di stop, quindi la gente adesso ha voglia nuovamente di farsi un giro, a vedere un po' di bancarelle, a vedere un po' di produzioni locali che sono secondo me il fulcro, no, di questa manifestazione, quindi assaporare sapori reali delle produzioni locali, di produzioni tipiche che difficilmente si trovano da altre parti. Ecco, che cosa abbiamo qui? Poi vado veramente da Alex, visto che l'ho coinvolto. Qui abbiamo innanzitutto 2 mezzi tecnici che oggi oltretutto alla messa del ringraziamento sono stati anche, diciamo così, benedetti, perché diciamo che con l'11 di novembre si inizia la nuova stagione agraria e a San Martino appunto c'è l'inizio della nuova stagione agraria e quindi c'è anche la benedizione dei mezzi, c'è un nuovo auspicio per le nuove annate agrarie e si fa un po' il resoconto di quello che è stato l'annata appena finita. Alcuni mezzi storici che fanno da contorno un po' a quella che è tutta la manifestazione, che ha visto oggi la presenza di molti altri mezzi che hanno sfilato in centro a Gemona subito dopo la cerimonia. Ecco, poi vedremo, abbiamo preparato 2 clip grazie alle immagini di Martina Andenna, immagini che fanno riferimento alla giornata di ieri e immagini appunto a quello che diceva Martino pochi istanti fa, questa appunto tradizione che è stata rispettata del carro che arriva in via Bini. Beh, se poi andate a fare un giro lo trovate ancora. Il carro è presente, il carro appunto dell'associazione Cheide Carrette di Campagnola, che raccolgono le produzioni locali di diverse aziende e le vendono dietro un'offerta spontanea e tutto il devoluto viene dato in beneficenza. Oltre ai prodotti c'è anche appunto un buon taglio di vino e qualcosa da una bella esperienza per chi viene a provare queste nuove esperienze. Allora ti lascio, signora, lei da dove mi arriva? Siamo in diretta con Telefriuli. Sì, io arrivo da Venzone, ma ci siamo visti a Sutrio. Lo so, ma io frequento molte aree. E lei che cosa ha mangiato fino adesso? No, sinceramente ho mangiato un tris di pesce buonissimo. Mi dispiace, ma il formaggio lo mangio a casa comunque. No, insomma, lei mangia quello che vuole, ma adesso va a casa, È rientra. la festa del formaggio, bisognerebbe mangiare qualcosa con formaggio. Questa chi è? Questa chi è? E questa è una signora di Gemona. Simona, la vedo soddisfatta, signora. Certo, quando è una festa io sono sempre contenta. Quanti anni ha se non sono indiscreto? E subito 82. Li porta, beh, c'era una buona aria da queste parti. Sì, specie oggi proprio. Sotto il Chiampone. Guardate che come si chiama? Io Londero ad Algisa. Che è un cognome rarissimo a Gemona. Londero, Coppetti, Forgiarini, a Gemona sono tutti. Stia bene. Anche voi, grazie. Volti sorridenti, e questo è Alex, e dopo entriamo, perché Venturini non è un vigile urbano, ma mi ha fatto un segno che entriamo nei locali. Venturini. E tu chi sei? Buongiorno. Io rappresento questo gruppo di amici che abbiamo allestito la piazza qua, abbiamo allestito il municipio. Senti, ma questo è oro, vista la crisi, questo è cippato? È oro, è cippato. E per l'agricoltura potrebbe essere anche oro. Ma tu sei della zona? Sono Gemona, sono un lavoratore dipendente di un'azienda. Ti diverti nei campi? Mi diverto nei campi. Come siamo questo gruppo di amici abbiamo allestito tutto
questo ben di Dio. Grazie Alex, noi adesso ci fermiamo, prima pausa pubblicitaria e poi entriamo come ha fatto Venturini là dentro. Andiamo nel capannone dove fra pochi istanti inizia l'asta delle forme di formaggio. Seconda parte di questo speciale che dedichiamo a Gemona, formaggio e dintorni. Sono con il direttore dell'Associazione Allevatori Lugo. Vedo 8 pezzi importanti su quel tavolo. Sì, i primi 3 sono quelli che hanno partecipato al concorso a latte crudo che facciamo qui ormai da 11 anni a Gemona. E quindi ci sono le 3 forme vincitrici del concorso e poi abbiamo aggiunto alcune nostre forme di produzione dell'Associazione Allevatori con la marga del Montasio e tra poco andranno battute all'asta per fare una beneficenza alla casa di riposo degli anziani qui di Gemona. Ecco, possiamo dire, direttore, che formaggio è, da dove arriva? Allora, la forma numero 1, che è quella vincitrice, è di Campolessi, è una latteria turnaria che fa un prodotto eccellente, infatti non è la prima volta che sale sul podio qui a Gemona, quest'anno appunto si fregia anche del primo titolo. La seconda è della latteria sociale di Talmassons, mentre la terza è di un allevatore che ha un mini caseificio, oltretutto che ha iniziato l'attività pochi mesi fa e già ha portato un prodotto di valore che si è classificato appunto al terzo posto ed è di Enemonzo. Io vorrei andare un attimo da quel signore, chi è? Quello è il nostro amico Zoratti Luigi, ex allevatore casaro e che è con noi ogni volta che ci presentiamo qui a Gemona e che ci accompagna con la dimostrazione della caseificazione, ha un suo spazio. Ecco, vediamo se Zoratti ci sta. Luigi, vieni un attimo, così vi facciamo vedere, e questa è di fatto la dimostrazione. Questa è la sua postazione dove appunto a rotazione dimostra al pubblico presente qui a Gemona dal latte come si arriva al formaggio. Luigi, che cosa c'è in quella piccola cisterna in rame? Ecco, adesso è vuoto perché l'abbiamo lavata e dopo, quando avremo fatto l'asta delle forme, ricominceremo rimetteremo del latte e piano piano, quando verrà la gente, gli spieghiamo qual è il procedimento, cioè da cosa nasce, dal campo alla stalla, a quello che sono le varie fasi dei vari formaggi, dal taglio alla cottura e poi al fatto che il territorio dà sapore al formaggio, per cui da un latte che è messo il caglio si può fare più formaggi, però la differenza è il taglio, la cottura e anche il territorio, perché sicuramente posso fare del grana qui in Friuli ma non verrà mai bene con l'Emilia e viceversa, noi potremo fare del montaggio in Emilia Romagna, ma in qualche maniera verrà buono ma non col sapore che abbiamo, perché i microelementi sono nel terreno, vengono trasmessi come in tutti gli alimenti, il vino, il formaggio, vengono trasmessi all'alimento e chiaramente poi danno anche il sapore. Grazie Zoratti, vedo su quel leggio in legno, questi sono pezzi da museo, che di fatto quello è il libretto del latte, il libretto del socio, e questo riporta al glorioso caseificio sociale turnario di Goricizia di Codroipo, e questo è una sorta di brogliaccio, di registro Manso di quello che succedeva dove? Questo qua, se noi andiamo a vedere, non so se ancora l'ho fatto ristrutturare, rilegare, e porta la data del 1921-1924, la nascita della latteria di Goricizia. Giusto per una chicca, nel senso che chi ha messo a posto il registro ha voluto riportare la scrittura di quanto costava in quegli anni, 35 centesimi. Un litro di latte? No, questo registro per dire che sono 35 centesimi. È cambiato un po', no? Sono cambiati i listini. Allora, noi adesso ci spostiamo da questa parte e andiamo da questa parte, perché vorrei salutare il vice sindaco, e questo è uno dei satelliti della festa di formaggio e dintorni. Vediamo se noi adesso usciamo da questa parte. Non prima, Venturini, vieni Venturini, presentamelo tu, che così, chi è questo signore?
Questo qua è il delegato ERSA. Allora, il delegato ERSA che volevo appunto avvicinare fuori, perché fuori l'ERSA che ha spinto molto per questa festa, che cosa ha organizzato? Sì, noi siamo presenti da un bel po' di anni in questa manifestazione e anche quest'anno abbiamo incaricato l'associazione allevatori di realizzare un'esposizione di alcune razze bovine ma anche ovine a rischio di estinzione. Abbiamo una competenza regionale specifica sulla salvaguardia di alcune razze a rischio di estinzione, ma è anche su alcune varietà vegetali a rischio di estinzione. In particolar modo questa delega ci arriva dalla legge 11 del 2002, legge regionale, e ERSA quindi ha tutto l'interesse nel far conoscere questa realtà, questo patrimonio della comunità friulana, al fine che qualcuno continui a prendersi carico, magari come allevatore custode, ancora di queste materie. Allora io direi che possiamo con Venturini andare fuori, così vi mostriamo anche che cosa. Io saluto anche Carlo Alberto Sinici che si sta idratando e lo ringrazio per il supporto. Venturini, che pomeriggio sarà anche per le persone che ci stanno guardando in questo momento? Io saluto intanto queste persone, permesso, grazie. Che cosa succede dopo l'asta delle forme di formaggio? Ma abbiamo sempre aperto tutto quello che è il discorso mostre, abbiamo la mostra appunto delle latterie turnarie sullo spazio dedicato vicino al Palazzo Elti, abbiamo tutti gli stand enogastronomici aperti, abbiamo lo stand dell'Associazione Allevatori appunto che è coordinato dall'ERSA per quello che riguarda la parte di esposizione degli animali, più tutta la mostra mercato, per cui da qua a questa sera noi abbiamo a disposizione tutto il centro città per tutti i nostri tutti i cittadini e tutti gli avventori che vorrebbero venire su. Dobbiamo ricordare che c'è anche Colfiorito e poi andremo a visitarlo. Andremo a visitarlo dopo. Colfiorito è una realtà, una proloco che assieme alla Procol del Proglemona è da più di 20 anni che hanno una collaborazione continua annuale, che ogni anno riesce a strutturare uno stand e a presentare una offerta di quello che è tutto il discorso appunto enogastronomico tipico della loro regione. Allora io volevo continuare appunto con e cambiamo, perché questo è il presidente degli allevatori. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Ecco, lì dentro c'è un tempio importante. Sì, qui coroniamo in pratica per coloro che sono venuti alla festa il fatto di venire a visitare delle razze bovine. Abbiamo tre esemplari, come ben vedete. Questa ha una funzione attrattiva notevole. Senta, uno potrebbe dire, beh, sono delle mucche, ma... Il fatto è che ormai sì, lavoriamo anche qui, Gemona è una cittadina, per cui vabbè, ci sono anche delle vacche nelle periferie, però tante volte i bambini non vanno neanche a vederle, no? Ecco, io sto vedendo degli sguardi quasi sbalorditi dei più piccoli, sì, Facebook, computer, monitor, tutto quello che vogliamo, ma magari non sanno neanche... Contato la visibilità, il fatto di vederle vive, non dietro uno schermo, secondo me è fondamentale, no? Senta, come stanno gli allevatori in Friuli Venezia Giulia? Non è che stanno, diciamo, vivono, sopravvivono, ecco, la parola giusta è quella. Solo che sapete benissimo il tipo di problema, a fronte anche di un buon prezzo del latte che gli viene corrisposto, abbiamo l'eterna situazione dei prezzi delle materie prime che sono raddoppiate, e anche quello del costo energetico, no? Che stavolta proprio Quanti sono gli allevatori in Friuli Venezia Giulia? Ma noi di associati ne contiamo un 600, un migliaio di allevatori di vacche, poi ci sono quelli dei maiali, eccetera, che sono in dose un po' più ridotta. Ecco, vedete che per ogni esemplare c'è l'azienda proprietaria, come in questo caso la società cooperativa Luna Arl di Cavazzo Carnico, questi sono pezzi importanti. Sì, infatti già il fatto, questa infatti è un'azienda che è un nostro associato che io ho un'amicizia personale e non fa mai nessun dietrofront per darcele, perché
sì, c'è un discorso anche sanitario di base, il fatto che vengano qui assieme ad altre tante volte può portare anche al fatto che l'allevatore non te le conceda, ma per adesso ce le concedono, ecco. Grazie Presidente. Allora io adesso vorrei mandare la prima clip, ringrazio Martina Andenna, con delle foto che richiamano a quello che è uno degli angoli, o anzi più angoli raccontati appunto con le foto di Martina Andenna. Tiziano Campigotto le ha messe assieme e c'è un po' di musica e quindi noi adesso ci spostiamo in un altro angolo di questa edizione 21 della festa dei dintorni. No, però mi dicono che bisogna andare in pubblicità, quindi pubblicità e subito dopo andiamo in pubblicità, quindi andiamo con la prima clip. Terza parte di questa trasmissione che dedichiamo a Gemona, siamo in diretta e questo è Antonio Gubiani e quello che sentite sono i ragazzi dei tamburi che andremo a intervistare tra poco, ma qui sono giorni importanti per una delle 10 borgate più quella della Proloco guidata da Onorino Pividori. Antonio, quante castagne avete fatto cucinare? Quest'anno siamo arrivati quasi a 4 quintali, non è l'anno migliore, però dopo l'anno scorso che abbiamo fatto fatica, dopo il Covid, possiamo rimanere comunque contenti. Senti, qua si inizia a che ora? Si inizia alle 9-10 di mattina e si va ad oltranza finché ce lo permettono, fino all'1 di notte, 2.
Vi ho visto molto impegnati sia venerdì sera che sabato, sono serate piuttosto impegnative, no? Eh sì, è una festa breve e impegnativa. Senti, ma tu quanti anni hai? 25. Siete mediamente molto giovani qua. Sì, siamo una borgata giovane e ci diamo da fare soprattutto per la festa serale. Grazie Antonio. Grazie a voi. Allora, il vice sindaco Carnieluti, che non l'abbiamo ancora sentito, questa è una borgata piuttosto frizzante. È frizzante perché è fatta di tanti giovani, quindi ci sono molte motivazioni sotto, stare assieme, condividere, fare allegria, divertirsi anche fino a tardi, però ci vuole anche questo a Gemona. Senti, siete tutti mobilitati, c'è un assessore delegato, ma credo che tutta la giunta è delegata. Giovanni in primis è quello che coordina lui, poi c'è il consigliere Giao Michelangelo che insomma coordina la parte musicale, e poi ci siamo un po' tutti perché abbiamo delle deleghe, protezione civile, sicurezza, quindi assieme anche a Monica Ferragotto che segue la parte scolastica, e quindi abbiamo coinvolto un po' tutte le deleghe della nostra giunta. Allora io vado da questa parte che vedo il buon Venturini che ci sta, evidentemente mi ha agganciato, vedo qualcuno con un collare e con qualcosa. Chi è quest'uomo? Chi è quest'uomo? Chi è quest'uomo? Con questa barba particolarmente curata. Io sono Alessandro e sono il presidente del gruppo micologico di Gemona. Ecco, il gruppo micologico che assieme ai cacciatori è là sotto. Esatto, sotto la loggia del comune. E quindi immagino che tu abbia qualcosa da dirci, da mostrarci. Sicuramente, abbiamo 256 specie determinate in mostra, con l'aiuto di tutti i nostri soci che ci hanno coadiuvato il venerdì e il sabato. Allora, Venturini, noi adesso andiamo sotto la loggia e poi vediamo i tamburi, visto che siamo in diretta. E quindi proviamo con questa azione acrobatica a raggiungere la loggia. Siamo proprio in mezzo alle persone che stanno guardando l'esibizione dei tamburi, che sono proprio qui alla mia sinistra, e quindi noi adesso saliamo attraverso la loggia che ha ospitato anche l'inaugurazione, e quindi eccoli qua e vediamo proprio quello che quest'uomo ci aveva spiegato. Questi sono funghi che nascono, vivono dove? Questi sono tutti funghi raccolti in Friuli, in regione, tra venerdì e sabato. Dacci giusto una piccola illustrazione. Ma qui a destra abbiamo le amanite, tutta la serie delle amanite, dall'ovoidea e molte altre. Ci sono le mazze di tamburo e tutto quello che si può trovare in regione in questo periodo, naturalmente, perché siamo un po' già avanti con la stagione. Siamo stati fortunati e soprattutto abbiamo avuto dei soci molto laboriosi che sono andati a funghi per noi. Che stagione è stata? Ma non è stata una brutta stagione, sicuramente il secco non ha aiutato, è stato molto caldo quest'anno. E questa esposizione rimane presente fino a quando? Non solo fino a stasera quando non ci sarà più afflusso di persone che vengono a vederla incominceremo a smontare. Allora, grazie all'associazione venatoria, ci mancano, Venturini, i cacciatori. I cacciatori che sono da quella parte là, che possiamo andare a vedere quello che hanno esposto, e vediamo un momento se troviamo. E quindi vedete che su questa loggia storica di Gemona c'è l'associazione micologica, ma ci sono anche i cacciatori che vediamo da questa parte, quindi vediamo se troviamo. Buongiorno. Eccolo qua, Federazione Italiana Caccia Gemona, siamo in diretta. Allora, ti chiedo che cosa abbiamo qui alle nostre spalle. Capriolo, camosso, lepre, tasso, volpe e tutte le... come si chiama? Il gufo? Gufo, tutte le specie in pratica. Ecco, queste sono specie che vivono... Noi, sì, abbiamo noi qua. Quanti sono i cacciatori a Gemona? 45. Ecco, vedete che c'è questo slogan: nei boschi le bestie non sporcano, ma gli uomini sì. Si prega di comportarsi come le bestie. Voi siete, lo dico sempre, un po' delle vedette del territorio. Sì, giusto, quello è giusto. Andiamo, raccogliamo dove
sporcano l'altra gente, si raccoglie tutto. E questi qua invece sono, vieni da questa parte, questi sono gli attrezzi del mestiere o quello che si trova in giro? Vieni da questa parte. Questo è quello che i cacciatori di Gemona hanno trovato nei boschi. Venturini, di fatto questo è quello che viene raccolto durante, non tanto le battute di caccia, no? Sì. Camminando ve li trovate? Camminando, sì, che troviamo quelle robe lì, sì. E anche quando vanno a raccogliere funghi, no, si trova certe cose così. E vi siete resi conto che questo è un comportamento in aumento o in diminuzione? Trovate sempre più rifiuti? No, adesso no, per il momento no. Sì. Anni e anni è sempre meno però. Venturini, che supporto date al mondo venatorio, che hanno un ruolo importante per la vigilanza ambientale, no? Ma un appoggio totale a 360 gradi, perché con l'associazione appunto dei cacciatori noi riusciamo sempre ad avere un ottimo rapporto anche per l'impegno che mettono loro sul territorio, ma soprattutto l'impegno che loro danno per l'ambiente, perché come amministrazione noi in principio abbiamo sempre il recupero di quello che è l'ambiente, il recupero di quello che è tutte le tradizioni antiche, ma soprattutto tutto quello che è la buona pratica di come vivere l'ambiente, e i cacciatori in questo sono i numeri uno, perché loro hanno un bagaglio di esperienza, un bagaglio culturale, perché è inutile che ci nascondiamo dietro a qualsiasi leggenda metropolitana, perché i cacciatori di per sé sono le prime, io le ho sempre definite le prime sentinelle dell'ambiente, e con loro ci danno una grande mano, soprattutto anche nel far conoscere tutto quello che è le tradizioni ambientali ai bambini, perché non nascondiamo e non tralasciamo tutto quello che è l'attività dell'associazione appunto venatoria gemonese nel diffondere la pratica del buon praticare l'ambiente e del buon mantenere l'ambiente, perché è fondamentale il mantenimento dell'ambiente. E adesso noi ci spostiamo da questa parte perché vogliamo mostrarvi, perché visto che abbiamo una visuale privilegiata, e questi chi sono, Venturini? Questi sono i tamburini, i tamburisti della Proloco, che sono ripartiti perché erano un gruppo di amici che praticavano appunto i tamburi storici nelle rievocazioni medievali, che si erano andate un po' a sciogliere, e adesso perché in tutto questo è fondamentale stato l'apporto di Onorino Poividore, del Presidente, nella ricostituzione di questo gruppo, un gruppo di ragazzi entusiasti, un gruppo di ragazzi disponibili a creare nuovamente tutto quello che è un gruppo veramente medievale, è un gruppo che ci dà una grande mano in tutta questa, nel condire tutto quello che è la manifestazione, sia medievale che sia come oggi culturale, ma soprattutto di associazionismo del comune, dell'amministrazione. Allora noi adesso scendiamo, così vi facciamo vedere piano piano appunto l'esibizione dei tamburini e vi lasciamo in viva voce. Allora io adesso vorrei provare ad andare da uno dei componenti, vediamo se viene 2 secondi, vediamo se riusciamo. Allora, ti chiami? Buongiorno, Marco. Allora Marco, di fatto questo era un gruppo che si era fermato per un attimo, l'avete ricreato, ricostituito? Sì, allora questo gruppo qua si era formato più di 30 anni fa, poi nel 2002 per diciamo, impegni di vari membri che suonavano si è sciolto. I tamburi sono sempre rimasti a disposizione della Proglemona, però
nessuno si prendeva l'impegno di ricostituire il gruppo. Allora ad aprile di quest'anno, 2022, io e un mio amico, tutti e due che suonavamo già, ci siamo trovati e abbiamo detto rimettiamo vicino il gruppo dei tamburi. Ho avuto un feedback positivo da tanti miei amici che anche loro suonavano e adesso è già un attimo che suoniamo in giro. Abbiamo fatto il Tempus, abbiamo fatto il congresso dei donatori e questa è la nostra terza uscita ufficiale. Il gruppo continua a espandersi e quindi siamo molto contenti di questo. Senti, quante volte vi trovate? Allora, noi ci troviamo adesso una volta alla settimana, però in prossimità delle manifestazioni magari anche 2 o 3 volte, in base a come siamo messi con l'organico. Siete comunque alla ricerca di componenti, se c'è qualcuno che vuole aggiungersi? Noi siamo sempre alla ricerca di componenti perché può sempre mancare magari qualche persona, allora possiamo rimpiazzarla nel caso in cui ci fosse bisogno. Grazie, grazie. Voi adesso vi spostate o fate ancora come si dice? Non una suonata, una? Facciamo un pezzo. Un pezzo. E fra poco vi do il via e guardate che bella immagine, quello è il castello che è stato ferito dal sisma e più in là vedete il fumo che di tanto in tanto va a oscurare il castello che è stato ovviamente al quale è stato messo mano per tanto tempo, e quelli sono appunto i fumi che arrivano da Piazza del Ferro, e per dirci che le cucine sono ancora in moto anche se le scorte, come ci dicevano gli organizzatori, stanno finendo. Io vorrei chiudere questa terza parte con quest'uomo che ha un cognome che è familiare a Telefriuli, e chiederei alla signorina di non lasciare solo il suo moroso, visto che la conosco, ci siamo visti a Moruzzo, in quel locale sotto. Sì, al Rivuata Moruzzo. Senti, questo che cosa vuol dire? I Bandaros, il gruppo con cui abbiamo suonato stamattina alla festa per aprire le danze questa domenica e lasciare spazio al gruppo di percussionisti del pomeriggio. Però il tuo nome originario qual è? Quello di un altro gruppo? Quei bravi ragazzi. Quei bravi ragazzi che ho avuto il piacere di conoscere, se non ricordo male, a Friuli Doc, non so in che edizione. 4 o 5 anni fa, sì. La signorina è ovviamente la tua amorosa, ma sono veramente... No, ho sbagliato? No, sto Corretto, sono veramente dei bravi ragazzi. Assolutamente sì, ma basta vederlo. Basta vederlo. Ma lei non può entrare a far parte di questo gruppo, no? Ma lei già suona, sto cercando di tirarla dentro, però sono quelle cose che sono un pochino, nel senso, noi ragazzi cerchiamo di avere la nostra piccola cerchia di interessi che ci teniamo per noi, diciamo, in cui possiamo fare gli sciocchini un po', ecco, sfogati. Che strumento suoni? Io canto. Ma scusa, allora, dobbiamo dire che questo è il fratello della Miscoria, chiusa parente, non a caso. Però sarebbe bello che la tua amorosa in una futura esibizione allo Scrigno... Sì, ma combineremo a fare una cosa insieme. Ti chiami? Dai. Camilla. Quindi la Camilla... Sì, l'abbiamo già soldata per una puntata allo Scrigno di Telefriuli. Camilla, sai dove andiamo adesso? Dove? In pubblicità. Pubblicità? Grazie Camilla. Guarda. A tra poco. Quarta parte di questo speciale dedicato alla festa del formaggio e dintorni di Gemona, e guardate, questa è un'immagine assolutamente nutriente. Questa è appunto la strada che si trova davanti al municipio di Gemona. Paolo Forgiarini. Allora, voi avete fatto una manifestazione coi trattori oggi? Sì, abbiamo allestito, l'anno scorso la Proloco cercava uno spunto in più, noi cercavamo una conferma che era la giornata del ringraziamento, e quindi ci siamo trovati. Loro cercavano un abbellimento, qualcosa che noi avevamo, quindi le rotoballe, il mais, il grano turco, e abbiamo fatto un po' di decorazioni. Si è creata questa sinergia che, grazie anche al lavoro loro, della Proloco, borgate, associazioni, noi, si è vinto. Il successo si vede tuttora. Ecco, senti, in quanti avete collaborato per rendere più bella Gemona? Ma noi siamo un gruppo, contiamo un 15-20 amici, tutti noi abbiamo il nostro lavoro presso aziende private, nel tempo libero abbiamo gli amici che si dedicano all'agricoltura, quindi
Arrivi a casa, ti togli la tuta da lavoro e vai nei campi. In questo caso abbiamo tolto la tuta e siamo venuti su per dare un omaggio a Gemona e per vincere assieme, tutti assieme. Per vincere tutti assieme, vedete l'unità che c'è in questa città. Grazie Paolo. Grazie a voi. E noi adesso proviamo a entrare appunto in questa via per raccontarvi, e qui si comincia a celebrare Sua Maestà il formaggio. Qui abbiamo la malga Quarnan di Gemona del Friuli, si espone il prodotto realizzato, ma c'è anche la possibilità di venderlo. E siamo all'angolo con la Corte dal Bon Gust, mai nome poteva essere più azzeccato visto quello che vediamo in questo stand, Venturini. Sì, beh, la malga Quarnan è l'unica realtà malghiva nel comune di Gemona del Friuli, è una malga che il sedime, appunto, il fabbricato è di una cooperativa ed è gestito di una socia della cooperativa, appunto la Ferragotto Sara. Senti, la selezione delle persone che vengono qui, lo ricordiamo, 70 espositori. No, siamo arrivati a quasi 90 espositori assieme a quelli del mercato hobbistico. Gli espositori è stato sempre un rapporto di fiducia con quelli storici, ma soprattutto dopo è stato un rapporto di andare alla ricerca e cercare di coinvolgere tutti quelli che sono in primis nel territorio del Gemonese, di comunità di Gemona. Abbiamo visto il caseificio turnaio di Pejo e adesso andiamo in Slovenia con la malga Kasina appunto in Slovenia, e questi sono i vincitori. La latteria turnaria di Campolessi che si è classificata al primo posto, sì o no? Sempre, certo. Quanti anni hai? Le cose di qualità si trovano a Gemona, chiaro. Le cose di qualità si trovano a Gemona. Senti, questo è il formaggio vincitore? Questo qua è il nostro... Questo è il nostro formaggio vincitore, latteria 2 mesi. Senti, eccolo qua sono 3 etti, sta andando via molto bene il formaggio. Benissimo, abbiamo dovuto chiamare il casaro a portare altre forme di formaggio perché non ce n'erano abbastanza. E continuiamo a vedere giovani, li abbiamo visti con i tamburi, e quindi, come dicevo 2 giorni fa e lo dico oggi in diretta, qui si crede e si crea il ricambio generazionale. Tu lavori in latteria da qua. Che bel giovane sei. Ti ringrazio, beh, un complimento. Sempre giovane, ti ringrazio. Noi andiamo avanti e viva la latteria turnaria di Campolessi. Volevo fare un appunto su questi 2 stand che sono gestiti dall'Ecomuseo delle Acque e che fanno parte appunto di questa rete di latterie turnarie, di cui ce n'è sempre meno appunto nel territorio friulano, e che ha creato una rete su tutto l'arco alpino di 3, una slovena, una trentina, Pejo, e Campolessi, appunto, che è l'ultima realtà turnaria di quello che è nel territorio di Gemona. Ecco, sì, è proprio durante anche un convegno si è ricordato quante ce n'erano di latterie turnarie in Friuli Venezia Giulia. Adesso si contano, non dico su 2 mani, ma poco ci manca. Poco ci manca, una mano e qualcosina sicuro, a confronto delle 652 negli anni 60 che Maurizio Tondolo ci ricordava all'inaugurazione. Queste qua sono tutte altre realtà che hanno a che fare con Gemona, perché Biorto è una realtà che fa peperoncino, che ha appunto sede a Gemona e ha la coltivazione Gemona. Abbiamo la parte della farina di Gemona del Friuli, dell'associazione appunto, dell'azienda agricola Sant'Agnese, e dopo abbiamo la Maga Gran Tagar, che chiaramente è su un altro comune, ha sede nell'altro comune, ma i gestori sono di Gemona. E vedete che il nostro Bassi sta penetrando all'interno di questo viale. Siamo in via, Venturini?
Questa è via Cavour. Ecco, in via Cavour, e guardate quanta gente qui. Qui siamo invece in Val di Chiana, e siamo in Toscana, quindi non a caso si chiama questa festa del formaggio e viene usato il termine dintorni, proprio per dimostrare che si è andati a cercare anche le particolarità in giro per il non solo per il Friuli Venezia Giulia, ma lungo tutta la penisola. E vedo da lontano c'è anche la Sardegna. Sì, c'è anche la Sardegna, certo. Abbiamo quasi tutte le regioni, insomma, rappresentate, anche del sud. Senti, ma la selezione, qua c'è un lavoro... No, noi diciamo non facciamo una vera e propria selezione, lasciamo aperto un po' a chi si propone, che si è proposto negli anni e che quindi ha un posto sicuro, sa che a Gemona può contare sull'offerta, sulla disponibilità della gente per offrire il suo prodotto. Allora io adesso provo, visto che non è concordata, e vado da questa signora che è carnica. Quasi carnica, sono di Venzone. È di Venzone e questi sono prodotti che realizza lei? Assolutamente sì. Lì a Venzone. Abbiamo... E le ricette? Le ricette non si possono mica svelare così a tutti. Ecco, io le chiedo solo, ecco, ma sono della nonna, della zia? No, sono di mia figlia. Le ricette di mia figlia. Qui vedete che c'è il ricambio. Vicepresidente del Consiglio regionale Mazzolini, che è sempre con questo marchio, penso che vada anche a dormire Mazzolini. Beh, diciamo che un marchio, io sono il Friuli Venezia Giulia, un marchio importante che rappresenta, come oggi a Gemona, come possiamo far conoscere la nostra regione. Oggi non solo i formaggi ma tanti prodotti tipici locali del Friuli Venezia Giulia, a Gemona e anche a Sutrio. Oggi a Sutrio per esempio tra un'oretta e mezza si fa l'asta dei formaggi dove molti ristoratori e albergatori partecipano. Oggi tutto il giorno a Gemona perché è veramente divertente, è bello e piacevole, tanta festa ma soprattutto tanto Friuli Venezia Giulia. Grazie Vicepresidente. Grazie. Noi adesso ci spostiamo, ovviamente un saluto anche al buon Leonardo che ha scattato, e noi adesso andiamo da questa parte e qui invece c'è la parte dedicata ai mieli, e quindi qua abbiamo l'azienda agricola biologica Zanini, e quindi qua ci stiamo, Venturini, avvicinando a che cosa? Qua ci stiamo avvicinando a Piazza Garibaldi, dove c'è un'esposizione di 7-8 produttori di formaggio del territorio. Abbiamo un'esposizione vivaistica attorno alla piazza, alla fontana, e soprattutto abbiamo anche un'esposizione di macchinari agricoli che è contestualizzata dell'azienda commerciale Pivot. Allora noi adesso vorrei lanciare proprio da qui un'altra clip. Martina Andenna ci ha inviato fra ieri e questa mattina delle immagini, la seconda clip che il nostro Campigotto ha montato per voi.
Eccoci qui per i 3 minuti che ci separano dalla pausa pubblicitaria, che poi andrà a introdurre la quinta parte. Io vorrei andare da Paolo De Contis, che di fatto è responsabile di, e questa è curiosa, Radio Studio Nord, la radio mobile. Noi siamo abbastanza dappertutto, ma anche voi non scherzate, Paolo. Sì, noi in particolare nell'Alto Friuli, noi siamo veramente a raccontare tutte le grandi manifestazioni, ovviamente quando siamo chiamati. Abbiamo fatto in questi ultimi giorni l'EN a Paolaro, dove so che c'eravate anche voi, mi sembra, e poi a Enemonzo la festa dell'agricoltore, il Merchiate dei Sanz a Tolmezzo, Merchiate Villa a Villa Santina, insomma, e quest'oggi siamo qui, anzi ieri e oggi qui a Gemona per formaggio e dintorni. Avete fatto la doppietta praticamente. Una doppietta, tra l'altro organizzata all'ultimo perché ci hanno voluti tramite il vice sindaco, era previsto solo oggi, mentre abbiamo allungato anche la presenza ieri. Ieri c'erano altri 2 DJ, Chris e Iuma, che è di qua di Gemona, e oggi siamo io e Pietro Berti. Grazie e buon lavoro. Grazie a te, grazie ai tuoi radioascoltatori. Ciao, grazie Paolo. E il buon Venturini? Ah, questa è già la quinta parte, perfetto. Allora, questo signore chi è Venturini? Si presenta da solo, ragazzi. Sono Mattia De Toni e lavoro per Arte Latte, latteria di Ovaro. Quanto buono è il vostro formaggio, ma soprattutto quanta fatica si fa? La fatica è tanta, è buono, io non sono per giudicare se è buono o meno, spero che al cliente piaccia. La materia prima arriva da dove? La materia prima arriva dal Friuli o anche da nostri locali della carne, ai nostri allevatori. Formaggio più fresco e quello più stagionato? Il formaggio più fresco è il Neval, che si vende a 1 mese, oppure la Sutina anche, che si vende circa 20 giorni, e il formaggio più vecchio è il nostro Montasio Stravecchio, fresco di premio, recente, e poi altri formaggi come l'Occhione, come il formaggio al latte crudo, con vari tipi di stagionatura. Grazie. Allora, noi adesso andiamo da questa parte, siamo in diretta e sullo sfondo sentite il ritmo di Radio Studio Nord, un ritmo che non è imposto ma è assolutamente voluto dagli organizzatori, e li ringraziamo ancora. Ciao a Radio Studio Nord. E qui invece si va in Alto Adige, vedete che ci sono, è effettivamente oramai una manifestazione di richiamo nazionale. Il formaggio è dintorni, la 21esima edizione che vi stiamo raccontando in presa diretta, con le riprese che vogliono appunto raccontarvi di qual è l'afflusso qui a Gemona, quelle che noi definiamo camionabili, e quindi che a me piacciono tanto, anche perché così mostriamo più volti possibili. E qui rimaniamo, ci spostiamo, e abbiamo visto l'Alto Adige prima, e questa è l'azienda agricola sarda tosco-romagnola, e qui siamo a Civitella di Romagna, quindi salutiamo, vedete che qui prima si fa assaggiare il prodotto e poi di fatto si va alla vendita. Alla nostra sinistra abbiamo gli immancabili prodotti pugliesi, e quindi Montrone Puglia con ovviamente tutto quello che sono i farinacei, i taralli, ovviamente le burrate, pecorine, caciocavallo vari, e quindi noi e di fatto ve li mostriamo anche in questo caso. Noi avanziamo e qui si cominciano a vedere quelle che sono le tipiche, buonasera, le mandorle, guai se mancassero, e questi sono i Franz, questi li conosco ed è un cognome di Gonars, quindi questo è un espositore che siamo abituati a vedere allo stadio. E qui avanziamo, e questo è il Lions Club di Gemona, una realtà che di fatto è capace di tanta solidarietà e di premiare quello che è il territorio. Buonasera signora, Gemona Celti, come sta? Ciao, bene, grazie. Tu? Bene. Una vita che non ci vedo, che non ci vediamo. Oggi vedi che cosa fate qua? A Campo Formido ci vedevamo. A Campo Formido, brava, a bere un buon caffè. Senti, siamo in diretta, e qui che cosa succede? E qui noi cerchiamo di raccogliere qualche offerta dalla popolazione per fare qualche service per Gemona in particolare, ma non solo.
E vedete che c'è una sorta di report, abbiamo con il vostro aiuto abbiamo realizzato, e quindi c'è questa sorta di operazione trasparenza, e quindi i Lions Club di Gemona Celti ve li raccontano e testimoniano che cosa hanno fatto, e noi adesso andiamo avanti perché siamo in diretta. Vedo un uomo che è un'icona dell'Istituto Marchetti, straordinario, Magrini e io adesso mi voglio far correggere in diretta. Chi è questo? Io lo trovo assessore, dai. Questo qua è il bidello? No. No? Un collaboratore? No, si definisca lei. Assistente tecnico del laboratorio di scienze e fisica dell'ISIS Magrini Marchetti di Gemona. È uno che vuole molto bene. Io che l'ho sempre chiamato bidello. È sbagliato. Mi perdoni? Certamente, proprio per il fatto che quando Giovanni era a scuola al Marchetti, io all'epoca ero ancora bidello. Parliamo già di epoca, Come si comportava? Come si comportava? Sempre stato splendido, sempre stato. Sempre stato, quindi abbiamo questa certificazione in diretta. Proprio per il fatto che la qualità dei ragazzi che abbiamo sempre avuto lì lo dimostrano questi rappresentanti politici che poi hanno fatto carriera, e chissà dove può arrivare Giovanni. Il sindaco era compagno di classe mio. Assolutamente, il sindaco era sempre del Marchetti, cioè, quindi vogliamo dire da là è lì che il crogiuolo, vedi che era giusto intervistarlo. Ciao caro, a questo punto andiamo da questo signore che è Grazie del signore, grazie. Consigliere comunale di Foligno, lo abbiamo conosciuto, cognome aiutami. Lini, consigliere Lini, e di fatto è un ambasciatore di Colfiorito. Sì, siamo qui con la nostra associazione, siamo qui da 21 anni, da quando abbiamo fatto il gemellaggio tra il comune di Foligno e il comune di Gemona. Abbiamo avuto ogni tanto una partecipazione da parte di amministratori comunali che sono venuti alle nostre manifestazioni e a manifestazioni nella città di Foligno, non solo a Colfiorito. Siamo particolarmente soddisfatti, ma io direi anche della location, perché con Giovannini ci siamo sentiti, ma lì per lì forse non ero molto soddisfatto. Invece abbiamo cambiato un'altra volta, ma qui c'è un'infinità di gente che noi non ci aspettavamo veramente. Significa che la manifestazione coglie il segno e che Colfiorito ormai, anche se cambia spesso il posto dove si manifesta, è conosciuto e apprezzato da tutti. Lini, possiamo avvicinarci, ci fai vedere? Come no? Perché io vedo la sagra della patata rossa, le ciambelle, i dolci di patate che vengono fatti proprio sempre con quella materia prima. Certo, sempre con la patata rossa di Colfiorito, che è la patata, diciamo, che ha ottenuto l'IGP dopo 30 anni. E di fatto noi abbiamo dato un grosso impulso anche all'agricoltura locale, in quanto oggi molti coltivatori hanno smesso culture tradizionali e si sono dedicati alla coltivazione della patata. Ecco. Allora, noi adesso... Oltre alla patata poi è stato un impulso che abbiamo dato a tutti la coltivazione dei prodotti tipici. Queste sono le nostre patate che vendiamo qui a titolo promozionale, come vedete sono confezionate artigianalmente, non abbiamo messo qui nell'esposizione anche l'indicazione dell'IGP, ma comunque questi sono i nostri prodotti. Qui potete vedere anche tutti i prodotti legumi della zona, e sono prodotti di aziende della zona che producono, commercializzano, e da anni vengono qui a Colfiorito. Addirittura là si vede, c'è anche un posto dove hanno scritto mozzarella di Colfiorito a chilometro zero, un po' è un'enfasi, insomma, però ecco, anche questi sono produzioni che noi facciamo perché nasciamo anche come azienda casearia, nata tanti anni fa, anche con la mia compartecipazione. Ecco, vedete quanta gente c'è in fila, questa vuole i vostri prodotti. Sì. La gente sta aspettando, specialmente la ciambella di patate, proprio perché è un prodotto che il primo anno abbiamo fatto una grande fatica a farlo capire, perché dovevamo spiegare anche cos'era la ciambella di patate. Oggi invece aspettano di fare la fila anche sotto l'acqua, qui l'hanno fatta, proprio perché l'apprezzano e ha una bontà particolare. Ecco, queste sono le ciambelle. Quello alla sinistra, più che una ciambella, è un ciambellone magari, quindi sarà fortunato chi la prenderà.
sono fatte solamente con aggiunta di farina alla patata che viene macinata dietro, ve la possiamo anche far vedere. Poi c'è solamente un estratto che dà un sapore, un estratto particolare, e viene solamente guarnita con lo zucchero, niente altro. Lini, poi io se ce n'è dopo da assaggiare. Come no. Vediamo dopo. Senz'altro. Grazie consigliere. Grazie. Vediamo dopo. Allora, noi abbiamo veramente... Come chiudiamo, caro? Eccole qua. Le scuole, e guardate, e qua si torna a quello che è un po' il tormentone di questa trasmissione, il ricambio alla quale l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Reveland crede e come. E la scuola ha una grande responsabilità. E lei, signora, chi mi rappresenta con questo giubbotto catarinfrangente? Catarinfrangente non si vede, rappresentiamo l'Isis Magrini Marchetti, ma tutte le scuole di Gemona sono qui presenti, anche il Daronco, anche lo IAL, ma passerei la parola al ricambio alle ragazze. Chiamate? Linda. Imen. Allora, partiamo da te. Cosa vuoi fare da grande? Il geometra? Io sono di indirizzo turistico, quindi vorrei comunque lavorare su questo campo qua. E anche lei? Io sono nella stessa scuola, nella stessa classe e mi piacerebbe lavorare nello stesso in turismo, magari in ricettività o hostess ad esempio. Siete a che anno? Quarto. Quindi manca veramente poco. Esatto, manca poco, sì. Grazie per la vostra presenza. Siete di Gemona? Osoppo. Forgaria. Forgaria, quindi dobbiamo chiudere, però è la direttrice, il dirigente? Lei chi è? Collaboratrice del dirigente. Di Tommasi? No, del dirigente dell'Istituto Comprensivo di Gemona, cioè del dirigente si chiama? Pasquariello. Pasquariello? Sì. E quindi anche l'Istituto Comprensivo, avendo le scuole tutte qui sul territorio, 5 scuole nel comune di Gemona, ha partecipato volentieri a questa iniziativa e ci fa piacere insomma essere presenti con i lavori che facciamo nelle scuole, con alcuni esempi della nostra offerta formativa. E qui abbiamo, chiudo perché sennò mi fulmini, l'assessore alla quale vuole molto bene alle scuole, che è l'assessore Ferragotto. So quanto ci tieni. Sì, ci tengo tantissimo e per me è una grande emozione essere riuscita in questa festa del formaggio portare le scuole, tutte dalle scuole materne alle scuole superiori, farle promuovere, farle conoscere, hanno portato veramente tanto da vedere, tanto da stimolare, sono veramente delle grandi scuole e meritano veramente il successo per la loro scuola. Grazie Assessore, grazie per la sintesi. Io chiudo con Giovanni e il vice sindaco Ferragotto. Vieni che così chiudiamo in bellezza. Da Gemona è veramente tutto, sappiate che qua si va avanti altro che oltre il tramonto. Un saluto a Sindici, un saluto a Bassi e alla regia di Campigotto. Dicevo, oltre che il tramonto, credo che qua si va avanti a oltranza. Sarà una serata ulteriormente impegnativa. Certo, ma siamo preparati anche per quello. Alle spalle larghe. Grazie vice sindaco, grazie Ferragotto e grazie Carlo Alberto Sindici. Tutte le scuole che hanno aderito a questa iniziativa. Grazie di cuore, da Gemona è veramente tutto, arrivederci e buona domenica per quel che resta.